Natale in Umbria 2024. Tradizioni, eventi e magia festiva. Gubbio, la città ospita l'albero di Natale più grande del mondo, una spettacolare installazione luminosa che illumina il Monte Ingino. Castiglione del Lago. Sul lago Trasimeno, l'evento Luci sul Trasimeno presenta l'albero di Natale sull'acqua più grande del mondo, creando un'atmosfera suggestiva e unica. Perugia. Il centro storico si anima con mercatini natalizi, dove è possibile trovare prodotti artigianali, decorazioni e specialità gastronomiche locali. Assisi. La città di San Francesco offre mercatini caratteristici, con stand che propongono oggetti d'artigianato e idee regalo, immersi in un'atmosfera medievale. Foligno, nel quartiere di Sant'Eraclio, dal 6 all'8 dicembre 2024, si terrà un mercatino natalizio presso il Circolo Parco Soli Marchionni, mentre a Belfiore, il 14 e 15 dicembre, avrà luogo il Belfiore Christmas Village, una mostra mercato con artigianato, enogastronomia e intrattenimento. Gualdo Tadino. Dal 1 dicembre 2024 al 15 gennaio 2025, l'evento Christmas Time offre un villaggio di Babbo Natale, luminarie, laboratori per bambini e un presepe vivente. Scheggino. Il borgo di Babbo Natale si terrà il 7, 8 e 15 dicembre 2024, proponendo eventi gratuiti per bambini nella suggestiva cornice della Valnerina. Scheggino. Il borgo di Babbo Natale si terrà il 7, 8 e 15 dicembre 2024, proponendo eventi gratuiti per bambini nella suggestiva cornice della Valnerina. Scheggino. Il borgo di Babbo Natale si terrà il 7, 8 e 15 dicembre 2024, proponendo eventi gratuiti per bambini nella suggestiva cornice della Valnerina. Nocera Umbra. Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, il villaggio natalizio offrirà luminarie, presepi artistici e il tradizionale presepe vivente delle Cese. Massa Martana. La mostra Presepi d'Italia presenta oltre 130 natività provenienti da tutta la penisola, inclusa una suggestiva scultura di ghiaccio ispirata all'adorazione dei magi. Assisi. La città propone presepi diffusi, concerti e spettacoli itineranti ispirati al cantico delle creature, creando un'atmosfera spirituale e culturale unica. Terni. La tradizionale Stella di Miranda, un'installazione luminosa visibile a chilometri di distanza, sarà accesa durante il periodo natalizio. Inoltre, il centro cittadino si trasformerà in un villaggio nordico, con casette in legno, una ruota panoramica e attrazioni per famiglie. Spoleto. Dal 7 dicembre 2024 al 14 gennaio 2025, in piazza Pianciani, sarà allestito il villaggio di Natale, offrendo un'esperienza festosa per residenti e visitatori. Per informazioni dettagliate su orari, prenotazioni ed eventuali variazioni, si consiglia di consultare i siti web ufficiali degli eventi o degli enti turistici locali. L'Umbria, con la sua ricca offerta di eventi natalizi, promette un'esperienza indimenticabile per residenti e visitatori durante le festività del 2024. Se il contenuto di questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale e metti like per supportarmi. Grazie.